Ancora grazie di essere qui. Noi stasera siamo qui, noi ci troviamo in una zona nell'area sud della Basilicata. Faccio una premessa, la Basilicata è una terra dove ci sono molti giovani, c'è molta creatività, si fa molta cultura e in quest'area particolarmente, nell'area sud, ci sono dei giovani emergenti in tutti i settori. Questa sera abbiamo la possibilità, che tu li hai già conosciuti, ma abbiamo un gruppo molto forte di giovani lucani, tutti lucani, anche se qualcuno insomma è un po' oriundo perché non, vive in Calabria, però di origine lucana, però sei lucano, e sono un gruppo insomma che sta veramente portando avanti la musica popolare, una musica che piace a tantissimi. Loro sono molto conosciuti a Roma. Quest'anno, lo scorso anno, hanno partecipato anche al Capodanno di Rai 1, riscuotendo un bel successo. Quindi insomma stasera li vogliamo omaggiare con la tua presenza, e soprattutto questa sera presenteranno un nuovo CD che io ho avuto modo di ascoltare qualcosina, è veramente favoloso. Ma l'esperto sei tu, io sono un tifoso e quindi insomma non faccio testo. Prima di iniziare la serata passo la parola al sindaco, che fa un saluto a te, sindaco. Grazie, buonasera. Chi di voi non conosce Irena Nera? Questo sta a significare come effettivamente questi giovani talenti, perché ormai sono diventati tali, sono apprezzati e conosciuti non solo diciamo dal popolo di Lagonegro, visto che il fondatore appunto ha origine lagonegrese, ma ormai la loro presenza, la loro capacità artistica ha invaso il sud e non solo. Mi diceva appunto che sono molto conosciuti anche a Roma e probabilmente anche al nord. Stasera ci presentano un album che io ho avuto modo, come dire, di ascoltare. Sono dei grandi artisti, dei grandi compositori, faranno sicuramente una grande strada, noi glieli auguriamo, perché quello che portano in giro è la cultura del sud, e noi tutti quanti siamo del sud. Questo sud ha bisogno di noi, ha bisogno di cultura, ha bisogno di musica, per cui siamo particolarmente lieti stasera. Io li ringrazio a nome mio e a nome di tutti gli amministratori di aver scelto Lagonegro per la presentazione di questo loro album. Grazie a tutti voi. Dario, a te la parola. Beh, io naturalmente mi unisco a questo ben augurio e a proposito così positivista, anzi neopositivista, che ci ha dato il sindaco. E niente, possiamo cominciare. Buonasera a tutti, questa è un'occasione particolare perché siamo in questa arena che peraltro è prospiciente al museo di Pino Mango, che io ho visto poco fa per la prima volta e devo dire è straordinario, e per la ricchezza delle immagini e per la qualità degli scatti che così condensano una carriera molto lunga, che anche sul piano delle immagini ha uno scorrimento, una piacevolezza, e invito tutti a frequentarlo e a vederlo. Dicevo, questa è una serata particolare perché praticamente io ho avuto qui adesso la scaletta, la guardo con grande interesse perché ci saranno canzoni importanti di Irena Nera, ma canzoni tratte dalle loro ultime indicazioni, perché voi sapete che loro hanno pubblicato 4 album a partire dal 2012, quindi praticamente quasi un album l'anno, ma la loro attività è caratterizzata anche da una serie di collaborazioni, e questa sera si parlerà anche di questo, anche in futuro, anche alla luce di nuove pubblicazioni che vedranno queste collaborazioni. Peraltro Irena Nera sono reduci da una serata straordinaria al San Carlo di Napoli per omaggiare i 50 anni della carriera di Vittorio Descalzi, leader dei New Trolls. È andata benissimo, è stato, e per la location che ospitava questa serata e per la partecipazione del gruppo lucano. Ma questa, ritornando alla serata, sarà, almeno per me, così legato alla regione, qualcosa di particolare, qualcosa che non dimenticherò, perché ovviamente vedrò gran parte dei loro videoclip e molti me ne sono sfuggiti, e soprattutto una idea di dove sta andando la etnomusica italiana attraverso un gruppo così rappresentativo. Per dove sta andando si intende quale direzioni e quale aspetto comportamentale potrà scegliere, perché qui stiamo parlando di un gruppo molto attivo che svolge attività locali, ma che
arriva e entra anche in festival nazionali importanti e che quindi a questo punto forse si merita un riconoscimento che parte da qui, può partire da qui, ma che sicuramente darà grandi frutti proprio in quei festival nazionali di cui accennavo poco fa. Buon concerto per chi è presente e ottima visione per chi lo vedrà in via streaming o in via registrata. Ah, dimenticavo, cosa importantissima. Questo è un genere, io l'ho chiamato ethno musical, che ha una sua valenza se si svolge dal vivo, se si svolge con la visione degli strumenti tipici, con le percussioni, con cose che alimentano e introducono a tutto un mondo di ricerca e a un mondo di passionalità da parte degli strumenti, perché è vero che la discografia è in crisi, è vero che lascia il tempo che trova, ma soprattutto queste formazioni di questo tipo che nascono con un profumo di terra, che nascono con un piede nel territorio, che hanno a che vedere con una etnia che apparentemente sembra povera come quella lucana, però basta miscelarla e contaminarla con altre regioni vicine e soprattutto con interpreti a loro congeniali per avere un'apertura. E questa sera io so che avremo proprio questo, a parte Pino Mango ovviamente che è di questa città, ma per esempio sentiremo contaminazioni con Domenico Modugno, che forse è stato il primo a creare un'etnia e una popolarità nelle canzoni, no? Cioè il grande successo gli arrivò nella seconda metà degli anni 50, ma nei primi anni 50, dunque appena arrivato a Roma, faceva questo. Allora, qual è il vantaggio di un gruppo come Rena Nera? Che Modugno purtroppo si espresse in un'età, in un decennio, i 50, certamente non troppo sofisticato, quindi per arrivare al successo lui pugliese fu costretto a fare il siciliano. I Rena Nera non devono taroccare nulla, sono lucani e ovviamente sono orgogliosi di esserlo anche sul palcoscenico, anche nell'aspetto artistico, ma non disdegnano collaborazioni spurie, non disdegnano vicinanze con generi apparentemente lontani, ma che poi una volta sul palco e per affinità elettive e per attenzioni strumentali e per ispirazione e talento, se posso dire, beh, si avvicinano e come, e stasera lo vedremo. Orange, 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 chi se mo mangia, chi se mo mangia. Orange, 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 chi se mo mangia, chi se mo mangia. Orange, 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 chi se mo mangia, chi se mo mangia. Orange, 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 chi se mo mangia, chi se mo mangia. Chi se mo mangia, chi se mo mangia, chi se mo mangia. Chi se mo mangia, chi se mo mangia, chi se mo mangia. Chi se mo mangia, chi se mo mangia, chi se mo mangia. Chi se mo mangia, chi se mo mangia, chi se mo mangia. Non mangia cavo che leone, non pezzica, mozzica. 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 Mozzica in piglia, te blocchi in te caviglia. Mozzica strazza, perciò si esce pazza. E questa tarantella, giovane in minatiella. Range tu sai, mo te mangiamo noi, mo te mangiamo noi, mo te mangiamo noi a te. Orange, 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 questo mi mangia, questo mi mangia. Orange, orange, orange. Orange, 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 questo mi mangia, questo mi mangia. Orange, orange, orange. Nessuna c'è chiangia, si sa rompa case in orange. Nessuna c'è chiangia, si sa rompa case in orange. Chi se lo mangia, chi se lo mangia, chi se lo mangia. Pizzica, mozzica. Orange, orange, orange. Orange, orange, orange. Questo mi mangia, e mozzica, 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 ma. E mozzica, 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 ma. E mozzica, 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 ma. E mozzica, 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 mangia. Beh,
una clip straordinaria, complimenti veramente. Una De Rosa accanto a me adesso, io stesso chiederò delle cose perché sono talmente curioso, che lei è la compositrice, la produttrice e l'arrangiatrice di questi brani, unitamente Produttore e arrangiatore Antonio Deodati. al maestro Deodati. Ma adesso partiamo da te. Io devo dire che avete visto, ci siamo già ambientati, no? Con il primo brano, e ci sono già gli elementi specifici di questo genere, no? C'è l'aspetto coreutico da cui non si può venire meno, perché in questo genere si balla, e c'è anche un bordone musicale, tanto per entrare diciamo in termini tecnici, ma poi si può dire anche in modo più divulgativo, e poi soprattutto l'ipnosi che è alla base di questo genere. Ipnosi che ovviamente era insita nelle tarante e nei tarantolati, che poi è arrivata a noi anche attraverso leggende popolari, no? Chi non aveva sentito nominare il ballo di San Vito? Il ballo di San Vito si ballava su questo tipo di ipnosi, e ci sono dei casi che sono arrivati nella seconda metà del secolo scorso che facevano riferimenti proprio di cure a base di ballo di San Vito che duravano interi giorni, perché la ballerina quasi sempre non riusciva a smettere, e quindi c'erano delle attenzioni particolari, e poi naturalmente c'era chi attraverso questo mescolava un po', intorpidiva un po' le acque, quindi c'era, però la cultura popolare era forte. Ma quello che state facendo voi è sicuramente cultura popolare, da dove siete partiti, e quindi abbiamo visto una versione traslucida, straordinaria, moderna, e già alla base di contaminazione. Ecco, questa è una parola che questa sera sentirete nominare spesso, perché la contaminazione sta salvando questo genere e lo sta rendendo più attuale. Siete d'accordo? Sono d'accordo. Ah, devo parlare con questo. Prego. Ti devo rubare il microfono. Sono d'accordo, lo dicevamo poc'anzi, perché la musica folcloristica, che erroneamente spesso viene associata insomma anche alla musica etnica, mantiene, come dicevo prima, le tradizioni, mentre noi partiamo dalle tradizioni ma cerchiamo comunque di raccontare quella che può essere l'evoluzione proprio della specie, della società, e quindi la contemporaneità l'abbiamo fatto proprio anche in questo brano, che parte da un gioco tradizionale meridionale, e quindi questo gioco urange, che sarebbe il granchio. Ci sono ovviamente all'interno poi dello sviluppo del testo una serie di allusioni. C'è questo granchio che fondamentalmente non pizzica ma mozzica, morde. Quindi in un certo senso, quando l'ho scritto, ho un po' pensato a qualcosa che si vela dietro un'apparenza, ed è ciò che succede quotidianamente un po' a tutti noi. Crediamo che questa bottiglia sia soltanto piena d'acqua, e invece magari ci ritroviamo qualcosa che è diverso, e quindi questo granchio che ci tradisce vuole morderci, ed a un certo punto dice: non ti preoccupare che adesso ti frego io, perché ti friggo in una tiella, che sarebbe la padella, a suon di tarantella. Sì, ma prima di farsi friggere il granchio è infido, perché sa ben nascondersi, e quindi principalmente nella sabbia, no? Noi lì lo conosciamo, insomma, quando uno si nasconde evidentemente ha qualcosa da nascondere. Sì, però ecco, noi abbiamo dato una risposta a questo tradimento, in un certo senso, del granchio che si nasconde attraverso la musica, che è la cosa più semplice insomma da fare, almeno per noi. Maestro, hai da aggiungere qualcosa? Sì, non sono sicuro se questo microfono funziona fino a lì, però vediamo. No, avete detto tutto in maniera egregia, ovviamente, no? Diciamo che è proprio il fulcro diciamo, questo brano iniziale che dà il nome non è un caso che dà il nome al tour, che dà il nome all'album, è proprio la sintesi della musica che stiamo portando avanti, cioè da una parte l'etnico, la parte mediterranea della nostra cultura, e dall'altra parte l'elettronica, la modernità, quello che i giovani ballano nelle discoteche, quello che fa danzare sotto il palco, la cassa in quattro. Io questo l'ho imparato ad un concerto e poi una lunga collaborazione col maestro Bennato, dove mi resi conto che la taranta con la cassa in quattro era la stessissima cosa della dance che ballavamo in discoteca, e quindi ho detto: ecco la chiave di volta per un progetto nuovo che magari ha le corde della mia formazione musicale, del mio imprinting sonoro mediterraneo. Tutti sappiamo
Lago Negro cosa rappresenta? È la patria di Mango, e io il mio maestro lo saluto ad ogni concerto e ad ogni... Ho praticamente imparato tutto osservando la sua carriera, non sempre con un messaggio diretto, ma anche indiretto, anche il dietro le quinte mi è servito, lo stare in studio, il respirare dei concerti. Prima facevo vedere a Dario e ricordavo esattamente l'immagine di Pino con la canotta in un concerto dell'85, era al campo sportivo, e quello ha significato tanto per me. E lo riascoltate ogni volta che ascoltate un brano a cui metto le note io. Questo è poco ma sicuro. Senti, allora guarda, ci siamo ambientati, ma andiamo avanti. Io so che adesso noi abbiamo un brano che si chiama Mal di Lucania, è un titolo impegnativo, un titolo su cui prendete una posizione, quindi va spiegato, però prima lo vediamo e poi ne parliamo, prego. Allora, Mal di Lucania, certo, ma però non è malessere, è mal, quindi voglio dire, no? C'è una via di mezzo. Stonge casi in da nuvi, che tu non viene mai un'amica ma trova. I fatichi dall'ufficio, non mi abbraccio mai nessuno, ma sono in ciucia. Non ci sta manco un full, e nemmeno la Toro Revanna. E poi giuro mi pare mill'anni, che viene Natale e vi vengo a trovare perché voglio tornare. Che sape pulita, e quando l'erba viene tagliata e t'arricordi un amore fornuto, che amore non era ma si fa ricordare. Ma non è male capo né panza, si chiama Mal di Lucania. Ma non è male capo né panza, si chiama Mal di Beh, complimenti, bravissimi a tutti, naturalmente anche alla regia che è tua. Mal di Lucania, ma possiamo anche interpretarla come febbre di Lucania, no? Come si dice Mal d'Africa quando uno va in Africa un po' e poi torna e c'è il Mal d'Africa. È possibile, cioè è un non voler perdere il contatto con quello che si è visto e si è frequentato, sia pure in vacanza, sia pure per lavoro. Però tu dici che qui c'è spiritualità e mi sembra giusto, tanto perché l'ambientazione è a suggerirlo, e poi anche per questo incessante battito, no? È una spiritualità che non sapevo di avere, perché comunque vengo da una città dove dicono che ci sia tutto, cioè Napoli. Quindi sei costretto quasi a pensare tutta la vita che sia per forza la città più bella del mondo, magari lo è, però in Basilicata ho scoperto questa spiritualità, cioè qualcosa che ti lega, come dicevi tu, alla terra che calpesti, agli odori che senti. Sembra poetica la cosa, ma fondamentalmente poi appena ti allontani ti manca, cioè senti il bisogno di tornare alle origini, anche se non sono le tue, anche se non ci sei nato. A me ha fatto questo effetto. Beh, si vede, direi, no? Perché insomma c'è un'appartenenza, insomma, a parte l'omaggio a Pino Mango, che ovviamente eravate qua, no? Adesso se non sbaglio c'è un momento dal vivo. Ecco, questo ci fa molto piacere. Partite voi e ne parliamo dopo? Dai, così c'è anche una piccola sorpresa che il pubblico gradirà.
di dolori, oi 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 oi. E la barca la strascinava e lo sangue ci corriva e lo mascolo piangeva, oi 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 oi. Ci pigliarono la femminella dritto dritto tra il cuore e chiancia di dolori, oi 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 oi. E la barca la strascinava e lo sangue ci corriva e il mascolo piangeva, oi 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 oi. E il mascolo Maria Azzuto ci diceva, bella mia, non piangere, bella mia, non piangere, ti metti che questo sirtati, danzalo se appena ti riesce, il limite lo sai, il nostro amore. Provaci tu, provaci anche tu, per favore, oh, fallo se vuoi, meglio se puoi, con più amore. rispondeva la femminetta con un filo luci, scappa scappa amore mio, che se no taccirono. Rispondeva la femminetta con un filo luci, scappa scappa amore mio, che se no taccirono. Amore mio, se tu muori voglio morire, se tu muori voglio morire insieme a te, se tu muori amore mio voglio morire. Questo sirtati, danzalo se appena ti riesce, il limite lo sai, il nostro amore.
questa magnifica eredità, questi brani favolosi. Bravissimi, bravissimi, Re nella Nera, finalmente al completo. Ottima questa cosa. Ecco, direi che questo mixing che loro hanno fatto fra un brano storico del Modugno ancora popolare, quindi prima parte degli anni 50, Upisci Spada, e Sirtaki di Mango, è perfetto per quel discorso di contaminazione che facevamo all'inizio. E peraltro dimostra anche un'altra cosa, che Modugno per fare il cantante popolare fu costretto a camuffarsi da artista siciliano, perché riteneva che la Sicilia avesse più brani popolari della sua regione reale, cioè la Puglia. Probabilmente aveva ragione, però poi insomma non proprio ragione, perché un artista come Matteo Salvatore poi dimostrò che anche la Puglia aveva tantissima storia e lui stesso contribuì ad alimentarla questa storia. Però è incredibile questa cosa del avete fatto bene a miscelare queste cose che hanno un perché insieme, no? E questo piace molto. Io devo dire che ricordo un episodio particolare. Pino Mango presentò questo disco, che se non sbaglio è del 2000 mi sembra, no? Sì, lo presentò a Roma lungo una banchina del Tevere. E andammo là a presentare questa cosa, già c'era molta aspettativa per questa sua novità, e allora io dovevo fare un servizio per la mia rubrica televisiva dell'epoca, non ricordo il titolo, e insomma io lo chiamai, dico allora qui adesso abbiamo questo disco che è tuo, Sirtaki, quindi abbiamo Zorba e il Mango, e lui non gradì molto questa cosa perché un po' infelice, però poi alla fine l'immagine popolare del Sirtaki è legata a questo film straordinario fra l'altro con Anthony Quinn, un film pazzesco, e poi anche un grande successo discografico, quindi però è lì lui cambiò molto, lì salì di popolarità anche quella televisiva, quella di altri cantanti che volevano brani del suo repertorio. Io mi ricordo che a quell'epoca facevo un programma con Loretta Goggi, un programma quotidiano, e Loretta Goggi fece carte false per avere 2 pezzi di Mango, non era lei era un artista popolare evidentemente, no? Sì, che lei utilizzò come sigla, no? E che aveva questa linea melodica straordinaria, e poi la voce di Mango, che non era quella della Goggi, ma insomma fu un buon episodio. Quindi credo che questo crinale della contaminazione sia realmente reale. Voi avete sentito che quello che dicevano loro è reale, loro hanno un sound e un battito attuale, in grado di suggestionare anche i ragazzi. Tu hai nominato le discoteche, ma insomma diciamo i ragazzi che ascoltano anche le radio eccetera, e però c'è della ciccia intorno, no? Addirittura c'è un prima, un dopo, e questo secondo me è un lavoro egregio, un lavoro straordinario, perché loro sono a questo punto, credo di poterlo dire, per metà ricercatori e per metà musicisti, interpreti, performer, quindi bravi, a me è piaciuto molto.